Una tragedia che ha sconvolto gli stessi medici che hanno tentato fino alla fine il tutto per salvare Emma. Sono loro stessi a raccontare quanto accaduto sin dai primi attimi quando la piccola giunge al pronto soccorso di Treviso. La bambina inizia a star male sabato, accusa quella che sembra una banale febbre di stagione. L'indomani però la situazione peggiora. Domenica pomeriggio la febbre sale a 41,3. A quel punto i genitori chiamano i sanitari del 118 che trasportano Emma all'ospedale. Dove le condizioni della bambina erano già condizioni preoccupanti, sono state attuate tutte le indagini e le terapie, è stata fatta una TAC proprio per l'importante quadro clinico, che era una TAC che non mostrava delle importanti sofferenze al sistema nervoso centrale, è stata iniziata la terapia antibiotica, è stata trasferita in rianimazione e nel giro di rapidissimo di 2 ore è andata purtroppo in coma. Le condizioni della bambina peggiorano in modo rapidissimo, come dimostrano gli accertamenti radiologici a cui viene sottoposta Emma. Una risonanza eseguita dopo 2 ore dalla prima dimostravano già una gravissima sofferenza del sistema nervoso centrale di tipo necrotico. In serata i medici eseguono un'indagine biologica molecolare per la ricerca batterica o virale nel sangue e nel liquor. Emerge che Emma è affetta da virus di influenza B. Questo fa sospettare un'encefalopatia necrotizzante acuta su base metabolico-immunomediata. Ma nonostante gli sforzi degli specialisti del Cafoncello, ieri pomeriggio viene dichiarato il decesso della bambina. Questa complicanza è una patologia rarissima, se ne contano 100 casi nel mondo. È dovuta a una attivazione, una tempesta citochinica del sistema immunitario, è come se questi soggetti a un certo punto il sistema immunitario non fosse più in grado di controllarsi e fa danni a se stessi. Questa complicanza rara è in qualche modo legata all'influenza che avete rilevato? Intanto c'è da dire che è una complicanza rarissima e anche il collegamento tra virus B che è descritto in letteratura e questo tipo di patologia è presente ma in bassissima percentuale. Sarà ora l'autopsia a confermare l'ipotesi avanzata dai medici del Cafoncello, pediatri, anestesisti, infettivologi e microbiologi che hanno lavorato senza sosta fianco a fianco per arrivare ad una diagnosi. Questo lavoro di squadra nel giro di poche ore ci ha orientato nella diagnosi, che purtroppo non è stata utile per la paziente, ma noi ogni giorno ci chiediamo se abbiamo fatto il massimo per il paziente e in questo caso devo dire che più di così non potevamo fare.